Buonasera, grazie per essere venuti a questo terzo incontro di musica e filosofia organizzato dalla nostra Accademia di Filosofia della Musica. L'incontro di questa sera è particolarmente caro perché abbiamo ospiti che sono amici e persone che stimo moltissimo e che ringrazio di essere qui, a partire dal professor Bertinetto, che ho conosciuto ancora quando insegnavo a Trieste e lui insegnava a Udine, adesso è professore di teoretica all'Università di Torino. Però è un appassionato di musica e anzi possiamo dire che tra i suoi studenti c'è proprio Mirio Cosottini, che si sta dottorando all'Università di Udine. È un po' il nostro tentativo quello di fare affiancare dei professori che hanno già molta esperienza, dei giovani che in qualche modo hanno un tutor in quel momento che li sta presentando al pubblico. Ma quello che forse molti non sanno è che Alessandro è anche allievo di Mirio, quindi Mirio è allievo di Alessandro e Alessandro è allievo di Mirio, perché Alessandro è appassionatissimo di musica, è trombettista mi pare, no? A sua volta. No, io sono sassofonista. Sassofonista, però... Sassofonista. Ok. E poi naturalmente ringrazio il nostro Enrico Bettinello, socio dell'Ateneo e del nostro gruppo musicale, che è un'autorità assoluta per quanto riguarda il jazz e la critica jazzistica e nell'organizzazione naturalmente anche di eventi jazzistici. E Mirio, che ha questa duplice valenza che mi interessa molto, perché unisce alla filosofia poi la pratica musicale. E vedrete che l'incontro di oggi è particolare perché musica e filosofia si intrecceranno veramente. Non vi anticipo altro, altrimenti sciupo la sorpresa e lascio subito la parola a Allora, buonasera a tutti, grazie a Mirio Cosottini che così ha già introdotto uno degli aspetti che così caratterizzeranno la nostra serata, che sarà intrecciata in maniera indissolubile non solo dal punto di vista dell'argomento e proprio dal punto di vista concettuale, ma anche dal punto di vista proprio pratico, perché alterneremo parole e musica in maniera molto, molto libera, molto, molto fluida e spero anche coinvolgente per voi, e anche credo sicuramente anche significativa, perché il tema della serata è un tema straordinariamente interessante e stimolante, che
proprio su questa fluidità e sulla capacità anche relazionale dei mondi, appunto, di quello del pensiero, della parola e quello della musica, proprio si fonda. Ringrazio Letizia Michelon, che ha avuto così questa intuizione molto, molto bella di approfondire con Alessandro Bertinetto, insieme a me, insieme a Mirio e insieme a tutti voi, questo tema che potremmo definire anche, partendo dal titolo, vorrei coinvolgere subito Alessandro Bertinetto, proprio a partire dal titolo suona stimolante, ma anche così un po' scivoloso, in quanto vagamente ossimorico. Insomma, improvvisare la verità, di solito la verità sembra qualcosa che difficilmente si improvvisa. Allora raccontiamo un po' questa cosa a partire dal titolo. Sì, intanto buonasera a tutti, anch'io ringrazio Letizia per avermi invitato insieme a Miro e Enrico. Subito il titolo mi è sembrato un gran bel titolo per una conferenza, proprio per questo carattere ossimorico, nel senso che sono messi a confronto in relazione due termini, due concetti che sembrano in qualche modo contrastare a vicenda, sembrano escludersi a vicenda, perché sembra strano dire che si possa improvvisare la verità sembra essere qualcosa di solido, di fissato, che è così o non è, invece l'improvvisazione sembra qualcosa di fluido, qualcosa che appunto non è previsto, non è prevedibile, che ci offre appunto un processo non predeterminato. Sembra in qualche modo che si possa dire che si improvvisano piuttosto le bugie, le menzogne, piuttosto che la verità. Nel senso che quando un bambino compie una marachella poi deve improvvisare una storia per in qualche modo giustificare la marachella che ha compiuto, oppure qualche tempo fa stavo guardando, intanto guardo qualche serie televisiva, stavo guardando Romanzo Criminale, che è una bella serie di qualche anno fa, e a un certo punto c'è il capo dei servizi segreti che dice: noi non costruiamo bugie, noi inventiamo verità. Ecco, in qualche modo quest'idea di inventare la verità sembra avere a che fare con l'improvvisazione, no, della verità. E quindi l'improvvisazione della verità, che in realtà sembrerebbe essere una menzogna. Quindi questo titolo è molto stimolante, perché in prima battuta, a prima vista, sembra appunto qualcosa di ossimorico, sembra che sia impossibile mettere in relazione l'improvvisazione alla verità. E allora mi sono chiesto come, e magari ci chiederemo come è possibile parlare in maniera sensata e interessante dell'improvvisazione della verità. Prego. Sì, scusami, vedevo che mi guardavi. No, ti quindi... guardavo così per sollecitare. Sì, mi sono chiesto come sia possibile mettere in relazione improvvisazione e verità. Ma allora, direi che anche per favorire la comprensione da parte degli amici e delle amiche che sono qui questa sera con noi, direi ti chiederei di iniziare un po' a capire, allora, dei termini, di che cosa stiamo parlando, perché chiaramente la verità appunto sembra e ci viene spesso spacciata, sia quella costruita sia quella diciamo più ideale, come qualcosa di ben chiaro e definito. In realtà in filosofia, ad esempio, tu ben insegni, ci sono più nozioni di verità, e quindi dobbiamo cercare anche di capire quale tipo di verità ci è funzionale per la chiacchierata che stiamo facendo. Sì, allora questo è un tema, un temone, diciamo così, nel senso che tutti i filosofi si sono occupati della questione, ed è una questione che ancora oggi tiene gli studiosi filosofi non solo incollati ai libri, ma provoca dibattiti molto accesi. Ci sono fondamentalmente tre nozioni di verità, possiamo distinguere almeno tre. Una è una nozione molto semplice, quasi banale, però è quella più accettata in generale, cioè la corrispondenza fra una proposizione o una credenza e la realtà. Questa è la nozione, diciamo, base di verità. Poi c'è una nozione un po' più complessa di verità, che ha a che fare con un sistema complesso di credenze, quindi l'idea della verità come concordanza, quindi non soltanto concordanza fra l'intelletto o una credenza o il linguaggio e la cosa, ma
in qualche modo lo stare insieme armonico o comunque integrato di diversi concetti, di diverse nozioni. E poi c'è una terza nozione che forse è quella che più ci interessa, forse dico, perché in realtà anche le altre due ci possono interessare per il discorso che stiamo imbastendo, e cioè l'idea della verità intesa in senso etimologico, nel senso greco di aletheia, che è l'idea di verità che di cui si è occupato in particolar modo un filosofo tedesco del Novecento, che è Heidegger. L'idea che la verità sia non nascondimento e quindi apertura, come dice lui, ovvero l'offrire una prospettiva diversa, innovativa, l'istituzione di esperienze, di nuove modalità di comprensione. Quindi abbiamo in qualche modo questi tre concetti di verità, e tutti in qualche modo possono essere messi in relazione con l'idea di improvvisazione, e in particolar modo forse il terzo, perché il terzo di questi concetti è quello che forse in maniera più pregnante si può connettere all'esperienza artistica. Torneremo quindi su questo argomento del non nascondimento e del disvelamento, che mi sembra estremamente interessante. Per introdurre poi il secondo termine di questo nostro discorso, cioè l'improvvisazione, chiederei forse proprio a Mirio di dare una sua definizione dell'improvvisazione, sia così per te, insomma, così racconta un po' al pubblico che cos'è, perché spesso badate bene, improvvisare è un termine straordinario, perché fondamentalmente è qualcosa che noi facciamo tutti i giorni, anche quando non ce ne accorgiamo. Lo stesso atto del discorrere è sempre improvvisazione, e noi ovviamente abbiamo un bagaglio di parole, di concetti, di regole grammaticali, sintattiche che ci consentono di comunicare con gli altri, ma fondamentalmente non è che siamo lì. Certo, magari se uno deve fare una conferenza, magari se la prepara un po', e magari se deve dire alla fidanzata o al fidanzato che lo sta per lasciare, chiaramente magari se la prepara un po', ma mediamente quando ci incontriamo e chiacchieriamo con gli altri, tutto quello che facciamo è una sorta di diciamo creazione in tempo reale, tra l'altro con un tempo che è veramente di una rapidità che nemmeno possiamo pensare, immaginare quanto il nostro cervello, proprio da un punto di vista biochimico, ci riesce a comunicare e a spingere a dire determinate cose, a formularle in una maniera chiara. Però poi, lo dicevi tu prima, la questione dell'improvvisare è spesso considerata quasi un po' così una sorta di sotterfugio. Facevi l'esempio che piuttosto che improvvisare la verità, di solito uno pensa di improvvisare una menzogna, e in realtà anche quando si dice ma scusate la cena è un po' improvvisata, è come dire guardate farà schifo ma abbiate pietà perché mi sono preso in ritardo. In realtà questa creazione in tempo reale è una cosa che se compresa e se così contestualizzata all'interno di un sistema, è qualcosa che invece è straordinariamente fecondo anche proprio di svelamenti e di aperture. Scusa Mirio, a te ti avevo chiamato in causa. Magari soffermarmi su... Io non vorrei parlare troppo, appunto, vorrei suonare, però pensavo fosse interessante almeno riagganciarmi alle prime due definizioni che ha dato Alessandro, cioè come la verità come una corrispondenza. Se si guarda certa letteratura pedagogica, musicale, anche sull'improvvisazione, si parla di strategie e tecniche, per esempio, per anticipare i contenuti che un improvvisatore deve poi mettere in atto, quindi una sorta di corrispondenza che si crea fra l'intenzionare un'idea, un qualcosa di musicale, un contenuto musicale, ed eseguirlo immediatamente, il più velocemente possibile. E quindi avrei, diciamo, costruito un pezzo che in qualche modo focalizza questo tipo di idea, di verità che c'è nella letteratura. Allora siamo tutte orecchie.
Allora, grazie mille di questo straordinario esempio molto interessante. Proprio venendo a questa prima definizione scusami. No, volevo solo suggerire una sorta di collegamento fra quanto avevamo detto prima e quello che ho fatto certo, adesso. Scusami. Sì. Io tanto mi tengo questa domanda. La cosa interessante, una delle cose interessanti di questa performance di Mirio è il fatto di aver mostrato come l'improvvisazione non sia mancanza di preparazione, perché eseguire un pezzo di questo tipo non è possibile senza una preparazione. Piuttosto c'è questa definizione che tra l'altro funziona anche molto bene per quello che stiamo facendo noi adesso, e cioè il fatto di essere preparati a non essere preparati, che è la cosa che dice Likonitz in un libro abbastanza interessante. C'è un'intervista con Andrew Hamilton, cioè l'idea che un musicista, così come un parlante, no, si deve preparare in qualche modo per poter affrontare l'esecuzione all'impronta di un brano, e questa preparazione deve essere tale da consentire di riuscire a rispondere in qualche modo a quanto accade in tempo reale, quindi all'interazione anche con la sala, in qualche modo, con la situazione, con gli altri performer oppure con gli interlocutori. E questo è un aspetto importante del rapporto che ha l'improvvisazione con la verità, questo aspetto interattivo. Dicevi prima nel preparare, ecco, questa chiacchierata, questo aspetto processuale, questo aspetto interattivo che comporta la generazione di una comunicazione anche quando il musicista è da solo. Questa è una cosa importantissima, cioè anche quando il musicista è da solo sta interagendo con il pubblico, sta interagendo con la situazione, con il contesto, e sta interagendo anche in qualche modo con una certa tradizione musicale o con molte tradizioni musicali, cioè sta portando avanti attraverso la trasformazione pratiche musicali di diverso tipo. Prima Mirio ha aperto con un pezzo di impronta, di stampo bacchiano in qualche modo, quindi c'è nell'improvvisazione anche in qualche modo la esemplificazione di quanto accade nelle pratiche artistiche in generale. C'è un rapporto creativo con la tradizione che viene portata avanti attraverso il confronto con l'Iket Nunc, cioè quindi con la situazione presente della performance. A questo aggiungerei anche il fatto che c'è un rapporto non solo con l'aspetto della tradizione, ma con l'aspetto della memoria,
che è un elemento che spesso sul quale magari a volte non ci si sofferma, però è un elemento estremamente interessante, perché al di là della conoscenza che un musicista ovviamente preparato ha di tutta la tradizione e quindi delle cose che gli sono piaciute, che ha ascoltato, a cui fa riferimento, a cui non fa riferimento, c'è chiaramente una memoria che è la memoria personale, la memoria di tutto quello che si è suonato, la memoria dei gesti, ed è una memoria che non è solo una memoria mentale, ma una memoria fisica, nel senso che il corpo stesso, specialmente nel caso di un improvvisatore, soprattutto quando l'improvvisatore è portato a reagire con tempi estremamente ristretti, è il corpo stesso che si fa portatore di questa memoria, che è una memoria stratificata e che è una memoria che viene di volta in volta appunto reinventata, ma in cui c'è sempre una relazione profonda. E qui c'è un paradosso probabilmente con l'improvvisazione, perché infatti Mirio ha prodotto un disco insieme a Rainer Gagel che si intitola Pieces Without Memory. L'idea è che l'improvvisazione sia senza memoria, perché, o almeno che cerca di essere senza memoria, perché la memoria in qualche modo potrebbe bloccare l'improvvisazione, potrebbe impedire l'invenzione sul momento, nel senso che uno suona quello che sa già, e se uno suona quello che sa già non sta improvvisando, perché già prevede quello che farà in qualche modo, anche se inconsciamente. Diciamo che in questo senso c'è una profonda differenza tra il pensiero afroamericano e quello europeo che riguardano l'improvvisazione, nel senso che come? George Lewis. No, non solo George Lewis, ma è chiaro che in tutta la cultura afroamericana il rapporto con la storia e con la memoria è di continuo riferimento e di continuo dialogo, che sia un dialogo aperto, cioè apertamente leggibile, ad esempio una citazione, i jazzisti storici, pensiamo a Charlie Parker, pensiamo a molti altri jazzisti anche degli anni 60, ma ancora oggi magari ci sono musicisti che amano utilizzare ad esempio la citazione all'interno dei loro assoli. Era proprio una firma. Dentro Charlie Parker troverete citazioni di un sacco di temi, citazioni di opere liriche, intendo, cioè citazioni di varia natura. All'interno invece dell'improvvisazione di matrice europea, in realtà, nella quale non derivando interamente, perché ovviamente lo stimolo da parte della cultura afroamericana era molto forte, però non c'era culturalmente questa idea di continuo dialogo e di trasformazione della tradizione, e anzi in alcuni casi, penso alla scena tedesca, il far riferimento a una tradizione, soprattutto nel secondo dopoguerra, era piuttosto un problema e quindi si preferiva una rottura. E inserendosi tutto questo invece in una storia della musica che era ancora fortemente modernista, nonostante fosse un momento, cioè fossimo già in un momento di avanguardia, comunque di avanguardia novecentesca, in realtà l'invenzione pura, privata della memoria, aveva un'importanza molto maggiore. Però diciamo che io ho sempre trovato abbastanza scivoloso questa cosa, non solo perché difficilmente una persona può ovviamente con degli esercizi provare a suonare completamente svincolata e cercando di evitare, ma questo ci riporta ad esempio a un esempio classico, cioè quello del gruppo di improvvisazione Nuova Consonanza e di Franco Evangelisti, questo gruppo romano di musicisti straordinari e di compositori che alla fine degli anni 60 si trovarono nell'improvvisazione una pratica che ritenevano straordinariamente interessante. C'era anche Ennio Morricone, c'è stato Schiaffini, anche Alatere, insomma tanti musicisti. La cosa buffa era che siccome erano comunque compositori novecenteschi, post diciamo comunque di derivazione darmstadtiana, comunque post schönbergiani, in cui comunque la dissonanza e doveva essere praticamente era un valore. Franco Evangelisti, quando chiedeva ai musicisti di Nuova Consonanza di improvvisare, diceva che se mai nell'improvvisazione ci fossero state delle consonanze o comunque queste dovevano essere evitate, per cui anche questa totale libertà in realtà
tanto libertà non era, perché l'oggetto diciamo l'oggetto artistico a cui anche Evangelisti si riferiva era comunque un oggetto artistico che doveva avere comunque determinate caratteristiche. Adesso, il tema qui è improvvisazione e verità, però poi ovviamente spesso si viene a parlare anche di improvvisazione e libertà, e per d'altra parte anche il rapporto fra verità e libertà nella storia della filosofia è molto importante. La questione della libertà è centrale. L'idea è, molti dicono appunto, si parla di improvvisazione libera, eccetera. L'improvisazione è libera, il problema è che cosa sia la libertà. La libertà non è mai assoluta, quindi l'improvvisazione non può essere libertà assoluta, perché la libertà assoluta banalmente non esiste, nel senso empirico non esiste una libertà che sia assoluta, perché la libertà è sempre qualcosa che si conquista attraverso il superamento, il confronto con i vincoli, con una certa situazione, quindi la libertà non è mai assoluta, almeno per l'essere umano, e quindi l'improvvisazione a sua volta non è mai assoluta, quindi l'improvvisazione può essere libera, ma questa libertà è sempre costitutivamente un più e un meno. L'idea è che l'improvvisazione mette in scena questa ricerca fondamentalmente della libertà attraverso il confronto con i vincoli, qualunque tipo di improvvisazione. Quindi c'è improvvisazione che ha dei vincoli molto ben chiari, molto anche dichiarati, perché per esempio si improvvisa su un pezzo, su un tema, dopo faremo una cosa di questo tipo, su una struttura, ma ci sono tanti altri vincoli meno dichiarati. Per esempio anche uno strumento musicale impone dei vincoli perché bisogna suonarlo in un certo modo, poi si può cercare di superare questi vincoli, di andare contro i vincoli, ma sempre appunto di un confronto con i vincoli si tratta, e questo tipo di anche il confronto con un partner che suona insieme a te e impone dei vincoli, perché bisogna cercare in qualche modo di stare insieme oppure di contrastarsi in qualche modo, quindi c'è sempre c'è un vincolo legato alla situazione spazio-temporale, c'è un vincolo, è pieno di vincoli, quindi ci si muove sempre in situazioni governate in qualche modo da regole, norme. Però la questione interessante dell'improvvisazione, una delle cose interessanti a mio modo di vedere, è che questi vincoli possano essere messi in gioco e quindi che si possa rispondere ai vincoli, che il vincolo vale e la norma valgono soltanto se effettivamente riescono ad avere un rapporto con la situazione. E questo dice una cosa interessante anche rispetto al ruolo che ha, a mio modo di vedere, l'improvvisazione per la normatività nelle pratiche umane. Questo si potrebbe dire che sia una delle questioni interessanti per la questione della verità, perché mette in gioco anche la questione dell'errore, viceversa, quindi la questione del rapporto fra verità e errore in qualche modo, perché l'idea è che una cosa che forse avremmo detto dopo, ma la diciamo adesso, va bene così, quando si improvvisa si può anche anticipare quello che non possiamo mica contraddirci, scusa. La cosa è questa: quando si esegue un brano, un pezzo musicale scritto, in qualche modo bisogna obbedire a certe regole scritte, quindi si sbaglia se si suona qualcosa di non previsto da quanto la partitura scrive. Non è del tutto vero, perché ci sono anche cose che la partitura non prevede, però in qualche modo se suoniamo delle note diverse da quelle indicate nella partitura ordinariamente stiamo sbagliando. Poi ci possono essere situazioni artistiche in cui questo non vale, ma normalmente se sbagliamo le note di un pezzo stiamo sbagliando. Invece nell'improvvisazione la cosa interessante è che può succedere che se accade qualcosa di imprevisto, qualcosa di non previsto, di non convenzionale, diciamo, che va contro le attese, ecco, qualcosa che vada contro le attese anche degli stessi musicisti, o anche gli attori, perché si improvvisano soltanto in musica ma anche in molte altre arti, anzi si può improvvisare in tutte le pratiche in qualche modo, possono rispondere a quanto è accaduto in una maniera tale da rendere ciò che è avvenuto non un errore,
ma semplicemente qualcosa che è accaduto. Quindi l'idea è che se qualcosa sia un errore o meno dipende non da quello che avviene, ma da come si risponde a quanto avviene. E ciò significa che la normatività dell'improvvisazione, cioè in qualche modo il senso e anche la capacità di comunicare quanto si sta dicendo al pubblico e anche all'altro musicista, quindi la costruzione di un senso, appunto di quello che si chiama una normatività, avviene nel corso stesso della performance. Quindi non ci sono soltanto standard di giudizio anche o standard di valore che vengono in qualche modo presupposti, ci sono certamente standard di valore presupposti, ma la cosa interessante è che questi standard di valore, gli standard di giudizio vengono in qualche modo messi in moto nell'improvvisazione e alla fine il criterio ultimo di giudizio di quanto è avvenuto si stabilisce attraverso la performance stessa. C'è un caso che io cito sempre di Miles Davis che sta suonando con Herbie Hancock e a un certo punto Herbie Hancock fa un accordo strano perché non previsto nell'impianto armonico del brano, che mi pare fosse So What, un'esecuzione di So What, e Herbie Hancock racconta che Miles Davis respirò profondamente e poi suonò una nota che rese quello accordo giusto. Quindi l'idea è che si può rendere giusto, in qualche modo vero, una cosa che funziona attraverso il modo in cui si risponde a quanto è avvenuto. Quindi la normatività si costruisce attraverso l'interazione con la situazione. E questo è paradigmatico, al mio modo di vedere, della normatività nelle pratiche umane, perché le regole nelle pratiche umane non sono algoritmi che o funzionano o vengono sostituiti. Le regole devono in qualche modo rispondere alla realtà, cioè devono adattarsi alla realtà per applicarsi, quindi devono applicarsi alle situazioni per poter funzionare, e per poter applicarsi alla situazione devono in qualche modo plasticamente adeguarsi alla realtà, e le leggi umane funzionano proprio così. Le leggi si modificano, sono processuali. E devono essere intanto legittimate da una comunità. E se non sono legittimate non funzionano, appunto. E quindi non normano nulla e non sono leggi. In qualche modo. E da questo punto di vista poi lascerei nuovamente la parola o il suono, lo capiremo, a Mirio. Mi incuriosiva chiudere solo il discorso che abbiamo fatto sulla prima accezione, no? di verità che dicevi, quindi qualcosa che più o meno aderisce a quella che è la realtà. Ma se, come giustamente dicevi, poi ci sarebbe da discutere, ma non vogliamo mandarvi a casa a mezzanotte, quindi non lo faremo. Nella musica diciamo di tradizione occidentale, il testo ha preso questa diciamo predominanza, e quindi la partitura diventa normativa, in questo senso normante, perché ci dice cosa dobbiamo più o meno, poi con tutti i distinguo, eseguire. In realtà è curioso perché nelle pratiche di improvvisazione quella che è la realtà, qual è la realtà? Perché dice, la verità è che una cosa sia conforme alla realtà, ma se la realtà viene creata in quel momento, diciamo, la distanza tra queste due cose paradossalmente, o forse non troppo paradossalmente, si riduce a zero e quindi diventa una sorta di momento unico? Questa è una domandona. Ma si riduce a zero? Beh sì, cioè l'idea è che possiamo dire così, per in un certo senso la verità come correttezza comporta un'adeguazione fra quanto accade e certi criteri prestabiliti in qualche modo di conformità, criteri che impongono una normatività a quanto avviene. Quindi banalmente, se non suoniamo le note giuste stiamo facendo qualcosa di sbagliato, stiamo commettendo un errore, mentre invece se suoniamo le note corrette ci stiamo adeguando, no, ai criteri normativi previsti. E quindi si potrebbe dire appunto che in questo senso la performance è, come si dice, autentica in qualche modo. Poi ci sono diversi criteri di autenticità, ma anche qui potremo discuterne a lungo.
E invece per l'improvvisazione si può dire che non essendoci dei criteri così rigidi, ci sono molti criteri come abbiamo detto, ci sono criteri, non è che non ce ne siano, ma questo si vede spesso, si può capire bene se si va al di là, no, di quanto avviene in certe pratiche, anche in un caso di improvvisazione molto radicale ci sono dei criteri, cose che i musicisti cose che ci si aspetta che i musicisti non facciano, per esempio iniziare a spaccare, non so, gli strumenti e queste cose qua, ok? Per esempio, quindi ci sono dei criteri normativi. Però l'idea è che nell'improvvisazione questa l'improvvisazione può funzionare, quindi può, ecco, ho anticipato quello che volevo dire, cioè la correttezza non è più stabilita dall'adeguarsi a dei criteri prestabiliti, ma dal fatto di potersi, ecco, in qualche modo adeguare alla situazione, quindi al momento della performance, a quanto sta accadendo qui e ora. E quindi al fatto che funzioni, come si dice in inglese, che it works, no? Se funziona, allora vuol dire che la cosa è riuscita. Quindi si può parlare di estetica della riuscita in questo senso. C'è un filosofo a me particolarmente caro che si chiamava Luigi Pareson, che è un po' il maestro dei miei maestri, che ha scritto un libro che si chiama Estetica, teoria della formatività, che fondamentalmente è una filosofia dell'arte, ed è una filosofia dell'arte come improvvisazione, perché definisce l'arte come quel fare che mentre fa inventa il modo di fare, e questa è un po' una definizione di improvvisazione, e parla proprio di estetica della riuscita e mette in contrasto l'idea di un'estetica della riuscita con l'estetica della perfezione, che ha a che fare con l'adeguarsi a degli schemi prestabiliti, a dei criteri prestabiliti di bellezza, armonia, eccetera. Contrariamente a questo tipo di estetica, l'estetica della perfezione, Pareson sostiene che non ci possono essere dei criteri oggettivi, riprendendo Kant fondamentalmente, non ci possono essere dei criteri oggettivi prestabiliti, proprio perché l'esperienza estetica funziona in maniera diversa rispetto a come funzionano gli algoritmi, cioè i giudizi determinanti, funziona in maniera diversa rispetto a quelle pratiche che presuppongono una normatività fissa. L'esperienza estetica è l'esperienza di una normatività che si costruisce attraverso l'esperienza stessa, e per questo si parla di riuscita o meno, quindi si può parlare in questo senso di una verità artistica in quanto riuscita. Ecco, qui forse ho introdotto una nozione che possiamo sviluppare dopo la performance di Mirio. Faccio anch'io. Vabbè, Mirio richiede che mi esibisca anch'io, io mi vergogno moltissimo, ma lo faccio per amor suo. Anche nostro, dai. Abbiamo parlato di vincoli prima, potrebbe essere interessante darci veramente un piccolo vincolo, che è una brevissima melodia di Hildegarda von Bingen, religiosa, filosofa, scrittrice, musicista, che ha scritto appunto numerosi testi, anche numerose composizioni. E il tema è molto semplice.
Beh, molto bello, molto interessante, soprattutto ne parlava prima Alessandro, e questo duetto, insomma, questa improvvisazione tra due strumenti ci racconta appunto quanto l'elemento relazionale sia un elemento centrale, perché e ovviamente più aumentano i musicisti coinvolti o gli artisti coinvolti, e più questo tipo di relazione diventa variegata, perché ci sono dinamiche varie che poi nella musica, la storia dell'improvvisazione sono state governate in maniera differente. Nell'ambito dell'improvvisazione più jazzistica, più afroamericana, chiaramente storicamente ci sono stati dati dei ruoli o comunque dei momenti in cui un improvvisatore poteva avere il suo spazio di improvvisazione e gli altri invece servivano diciamo un po' da accompagnamento, anche se poi man mano lungo i decenni anche le maglie di questa relazione si sono sempre di più allargate, e anche l'empatia tra i musicisti ha garantito anche di trovare anche nell'ambito di questo tipo di struttura una maggiore libertà, e però anche nell'improvvisazione più libera di matrice europea chiaramente esistono tutta una serie, diciamo, non le chiamerei regole non dette, potremmo definire, ma comunque di convenzioni, che sono convenzioni anche empiriche, perché una volta che uno prova e si vede che se tutti quanti suonano insieme in quel momento succede quella cosa lì, e quindi se l'emozione del momento porta a quella cosa, allora uno lo fa, se no uno evita, magari se una persona sta esplorando una cosa molto sottile, evita di andargli sopra. Però anche qui questa cosa io ve la racconto non tanto per fare un po' di accademia, ma proprio perché è un elemento che racconta sempre di più quello a cui ci stiamo avvicinando, cioè questo concetto di verità che tu hai già anticipato, di una verità che è qualcosa, una verità artistica che è tale in quanto qualcosa che sentiamo sincera, che sentiamo funzionare, che sentiamo che appartiene a quel momento e che è onesta. In questo senso mi viene da stimolare Alessandro a una riflessione diciamo, sono due le grandi riflessioni che vorrei lasciare a questa ultima parte, seconda parte della nostra chiacchierata. Una prima è quella appunto
dell'ambito di questa verità, perché è una verità comunque mutevole e forse non assoluta, perché se un improvvisatore si presenta in una sala da concerto dove il pubblico non ha in quel momento non riesce a cogliere o a legittimare quel tipo di performance, e quindi non rappresenta per loro la verità, o non trovano significativo il percorso e la pratica che questo improvvisatore sta mettendo in atto, siamo in presenza di una verità dell'improvvisazione, o in questo caso, siccome la cosa per molti o per tutti quelli non funziona, siamo in presenza di una mancanza di verità? Mi sta odiando chiaramente adesso. No, in questo senso trovo difficile, diciamo così, parlare di verità, in qualche modo, trovo difficile usare il concetto di verità. Possiamo dire che in qualche modo, quando non ci sono le condizioni per che qualcosa sia accettato artistico, questo non è soltanto qualcosa che interessa l'improvvisazione, ma può interessare qualunque pratica artistica. Basta pensare come è stata accolta la sagra di Stravinsky, per esempio, no? O sono altri casi di opere d'arte che non sono state accettate perché il pubblico non era in qualche modo preparato, perché si andava contro appunto degli standard di valutazione consolidati che il pubblico non era preparato a trasformare, a cambiare. Ci sono dei casi in cui questo coinvolge anche gli stessi musicisti che improvvisano, cioè non soltanto un musicista e il pubblico, ma anche gli stessi musicisti fra di loro. C'è un famoso concerto uno degli ultimi concerti di Miles Davis e di John Coltrane a Parigi, in cui Miles Davis suona le sue cose, suona nel suo modo di suonare, molto quasi minimalista così, e molto controllato, mentre Coltrane inizia a starnazzare, a usare quel tipo di suono e di risorse musicali che poi svilupperà nell'ultima parte della sua carriera, quando appunto abbandonerà Miles. I due musicisti stanno usando dei linguaggi differenti, quindi stanno andando alla ricerca anche di verità artistiche diverse e stanno contrastando, si vede che non vanno bene insieme, c'è poi un contrasto, un conflitto per il riconoscimento, quasi un conflitto hegeliano per il riconoscimento, che non avviene, lì il riconoscimento non funziona. Infatti poi Miles Davis regalerà a Coltrane un sax soprano e Coltrane procederà per la sua strada e le loro strade artistiche si divideranno. Quindi in qualche modo anche in questo senso si potrebbe dire che le loro verità, le loro idee di arte in qualche modo confliggono, e quindi smettono poi di fare il percorso artistico insieme. E il pubblico tra l'altro fischia tantissimo Coltrane, perché non era neanche preparato a questo tipo di musica, questa idea, questo concetto, questa idea di arte che stava sviluppando Coltrane. Stava andando verso il free, verso un free molto, molto radicale. Quindi non è soltanto un'idea che interessa l'improvvisazione, ma interessa in qualche modo l'arte in generale. Mi pare che sia stato un filosofo americano che si chiama Arthur Danto che abbia detto che, ma riprendendolo da qualcun altro, perché si riprende sempre qualcosa da qualcun altro, ha detto che un'opera d'arte ha bisogno del suo tempo per essere l'opera d'arte che è, perché non tutto è possibile in ogni tempo. Picasso non sarebbe stato possibile nel 600. Tra l'altro Picasso ci dice una cosa interessante in proposito, quindi aver trovato adesso questo appiglio a Picasso mi interessa molto. Ecco perché ci sono due idee molto contrastanti anche qui, anche rispetto all'idea stessa di verità artistica. Un'idea, diciamo così, nietzschiana, per cui l'arte proprio non ha nulla a che fare con la verità. Un'idea nietzschiana che poi stranamente è ripresa molto oggi in ambito analitico, quindi nella filosofia, nell'estetica analitica, cioè l'idea che l'arte in fondo con la verità non abbia proprio nulla a che fare. Nietzsche dice una cosa che cito in tedesco: Wir haben die Kunst, damit wir nicht an der Wahrheit zugrunde gehen. Cioè noi nella verità nella volontà di potenza, questo raccolto di scritti nell'ultima fase della sua vita, Nietzsche scrive questa frase, cioè noi abbiamo l'arte perché non
affondiamo con la verità, perché non periamo, diciamo così, nella ricerca della verità. Quindi l'idea è che l'arte non abbia proprio nulla a che fare con la verità, che siano due sfere dell'esperienza separate. Quindi che l'arte abbia a che fare appunto con questa sfera della menzogna, eccetera. Picasso invece qualche anno dopo dirà una cosa, insomma una cinquantina di anni dopo, se vogliamo più interessante, dice, questa riesco anche a citarla a memoria: la verdad es una mentira, scusa, l'arte è una mentira che nos acerca alla verdad, cioè l'arte è una menzogna che ci avvicina alla verità. È una menzogna perché l'arte ha a che fare appunto col gioco delle apparenze, ha a che fare con la rappresentazione della realtà, non con la realtà stessa in qualche modo, quindi con la costruzione di esperienze, eccetera, eccetera. Però è ci offre una rappresentazione o un'espressione anche della soggettività che in qualche modo, pur non essendo la verità, perché la verità nel senso della verità che ci può essere offerta dal linguaggio, eccetera, eccetera, o da certi usi del linguaggio, diciamo così, l'arte ci offre una prospettiva sulla verità, e questo può essere in qualche modo il primo indizio di un concetto plausibile di verità artistica, quello che può essere ricavato, insomma, da una interpretazione di questa frase di Picasso. Quindi la verità artistica come l'apertura di una prospettiva sulla realtà, sul mondo, sulla soggettività, e qui diciamo può rientrare fortemente in gioco l'improvvisazione, perché l'improvvisazione può essere intesa come una pratica artistica che cerca di dire la verità appunto sulla situazione, sul momento, sulla soggettività stessa dell'artista, che in qualche modo si pronuncia nel momento stesso in cui esegue una musica, più che eseguire, in cui produce arte. C'è, mi pare, Charles Rosen, che è un famoso musicologo, che dice una cosa interessante sul rapporto tra l'improvvisatore e le emozioni. Per esempio, dice: mentre un interprete di una musica scritta da qualcun altro sta cercando di interpretare le emozioni in qualche modo previste dal musicista, l'improvvisatore sta in qualche modo comunicando le proprie emozioni. Poi questo non è sempre vero, comunque è un po' ingenuo, perché le emozioni nella musica sono comunque controllate, sono pubblicamente condivise, sono artisticamente elaborate, quindi l'improvvisatore non è qualcuno che si sfoga semplicemente in pubblico, questo sarebbe molto molto ingenuo. Però c'è l'idea che ci sia una cosa interessante, ed è anche provata empiricamente, che i sentimenti e le emozioni, gli affetti che in qualche modo un musicista prova mentre sta producendo musica, influiscono sull'espressività comunicativa della musica che sta suonando, nel rapporto anche con il pubblico. E questo è un senso in qualche modo di verità artistica molto legato alla pratica improvvisativa. Beh sì, mi viene in mente qualche episodio, credo fosse legato a Charlie Parker sempre, o a qualche altro jazzista, che vedendo entrare nel locale una persona appunto che gli con cui aveva una rivalità, iniziò a suonare con una rabbia particolare, rivolgendosi proprio a questo ipotetico interlocutore, rivolgendosi solo con la musica. Io credo che torno un attimo alla questione che riguarda appunto anche la ricezione. Io ho un po' sta fissa, chi magari chi mi conosce, chi mi ha già ascoltato dice: oh no, adesso ricomincia. Però ho sempre un po' questa idea che la musica, cioè faccio sempre molta difficoltà a parlare di musica tenendo la musica lì e non contestualizzandola nel suo farsi e nella sua relazione viva con chi la musica la fruisce. Per me questo è proprio un cardine fisso, sia come curatore sia come studioso, nel senso che per me l'apporto
di chi la musica l'ascolta è importante tanto quanto chi la produce, e in genere anche l'arte. Però in questo senso trovo che il tipo di ragionamento che hai condiviso con noi, e che spero che anche le amiche e gli amici che sono qui stasera stiano comprendendo e stiano diciamo facendo loro, perché è particolarmente interessante, ci racconti di come l'improvvisazione porti attraverso questa verità artistica a una pratica che è estremamente di democratizzazione del processo creativo, della verità stessa, della realtà stessa, quella che condividiamo insieme gli artisti e chi ascolta gli artisti. È comunque un disvelamento, ed ecco che mi ricollego a quello che raccontavi all'inizio, un disvelamento di un'emozione sicuramente, di un aspetto di sincerità e di onestà da parte dell'artista, ma anche degli stessi materiali, delle stesse pratiche, delle stesse grammatiche che vengono condivise. E in questo senso, secondo me, questo disvelamento è un disvelamento che porta a un'estrema democratizzazione, è una cosa che toglie il potere, secondo me, a uno dei due poli, cioè l'artista o il fruitore, e li mette in una sorta di situazione di onestà e di verità condivisa, che io trovo estremamente interessante e che trovo una delle cose più importanti della pratica improvvisativa, quando funziona e quindi quando è vera. Mi viene in mente che riflettevo prima sulla questione appunto del potere e della conoscenza. Il fatto di conoscere qualcosa spesso è qualcosa che impedisce il potere. Lo stesso Edipo parla di questo. Edipo non deve conoscere, cioè se conosce non avrà il potere. Questo è diciamo il dilemma che ci viene messo di fronte quando parliamo della tragedia di Edipo. E in questo senso il fatto di poter conoscere, cioè di essere realmente immersi in un aspetto di realtà e di verità artistica insieme, chi l'arte la produce e chi la fruisce, secondo me è un elemento straordinario di scardinamento di quelli che sono i meccanismi del potere su cui la musica, soprattutto quella occidentale, si è fondata per secoli. Sì, io su questo non so bene cosa dire, nel senso che mi cogli un po' così alla sprovvista, quindi devo improvvisare. Ma puoi anche smentirmi, chiaramente. No, posso improvvisare, che è una cosa per cui siamo chiamati qua a parlare. Non lo so, nel senso che capisco quello che vuoi dire, sono forse un po' scettico, nel senso che non so se tutte le pratiche improvvisative siano di questo tipo. Alcune sicuramente sì, in alcune pratiche improvvisative, però in alcune pratiche artistiche in generale c'è questa idea di andare alla ricerca di una maggiore, qualitativamente maggiore, anche condivisione di un'esperienza, e forse questo è quanto dovrebbe accadere grazie all'esperienza di ogni opera d'arte riuscita in qualche modo, quindi l'idea della condivisione, della comunicabilità è alla base del concetto kantiano, che scusa se mi riferisco a molti filosofi, ma è un po' la malattia di chi si occupa di queste cose. Cioè Kant parla di sensus communis, cioè di senso comune come quel concetto che dovrebbe spiegare l'idea che si va alla ricerca nell'esperienza estetica in generale di una condivisibilità del sentimento personale, quindi del sentimento individuale, e quindi l'idea di una comunicabilità che non è una comunicabilità in qualche modo imposta attraverso concetti, ma trovata attraverso appunto la condivisione del sentimento. E l'arte riuscita dovrebbe favorire questo processo, per cui tra l'altro si può sostenere
che si è sostenuto che proprio in questa idea di sensus communis che Kant usa per fondare l'esperienza estetica si trovi anche un fondamento della filosofia politica di Kant, quindi l'idea che il politico come costruzione di una comunità si possa generare a partire da un'esperienza estetica riuscita. In alcuni stili, ma anche in alcune idee, di alcune prospettive di improvvisazione c'è anche questa idea di una maggiore democraticità, di una condivisione con il pubblico, di un'apertura, però non sempre così. Per esempio, proprio se torniamo a Miles Davis è chiamato, credo, da qualche musicologo, forse Marcello Piras, il generale che comanda i suoi soldati, perché Miles Davis era molto autoritario, quindi ci sono anche delle pratiche improvvisative che hanno delle gerarchie molto strutturate, molto determinate, quindi è molto poco democratiche, e direi che non è una condizione di riuscita della buona improvvisazione il fatto di essere strutturato in una maniera democratica. Si può però, diciamo così, la buona musica come la buona arte può poi favorire poi c'è tutto un dibattito sul rapporto tra arte, moralità, arte politica, ecco, che però appunto sprengt, come si dice in tedesco, cioè fa esplodere un po' gli ambiti della nostra chiacchierata. Alcune pratiche artistiche in qualche modo esibiscono questa ricerca di una maggiore condivisibilità, di una maggiore democraticità, se vogliamo, in particolare forse quelle pratiche artistiche che hanno cercato anche di far riflettere su questo, non soltanto di ricercare questi aspetti, ma di far riflettere su questa apertura politica dell'arte, sono la performance negli anni 60-70, così, che poi ci siano riusciti o meno, questo è un altro discorso. È vero che poi ci sono delle esperienze musicali, di improvvisazione, che hanno provato a mettere in primo piano il collettivo per esempio rispetto al solista. È una questione, diciamo così, interessantissima, sulla quale io non ho una risposta. Credo che intuisco che ci sia un rapporto, una possibilità, però non credo che sia specifico dell'improvvisazione, e non credo neppure che sia specifico dell'improvvisazione riuscita, per quanto effettivamente questa cosa invece la credo sicuramente. Sono sicuro che l'aspetto della comunicatività, della comunicabilità, del poter comunicare qualcosa, e quindi della costruzione anche di una comunità, perché la comunicazione si genera quando si genera anche una comunità. Sostengo che questo aspetto sia fondamentale per qualunque arte, per qualunque pratica artistica riuscita. Se manca la comunicabilità, anche che può essere una comunicabilità, una comunicazione, diciamo così, che produce irritazione, disturbo, no? Molta arte politica e arte che non cerca la pacificazione, ma cerca invece di produrre irritazione, di disturbare. Ecco, anche in questo caso si può generare una condizione di possibilità per una comunità. Sì, io preciso solo questo, poi lasciamo anche a Mirio la conclusione musicale della nostra cosa, per poi magari lasciare anche a qualche vostra domanda. Io non mi riferivo in particolare a una democrazia dei processi, ma il fatto stesso di essere parte e di sapere di essere parte di questa cosa, di accettare anche il ruolo che hai all'interno di questa relazione, secondo me è un elemento di fortissimo scardinamento di quello che è il potere che spesso viene messo in atto nell'economia delle arti. In questo senso io molto brevemente racconto alcune esperienze di tipo curatoriale che io ho sperimentato in questi anni. Io ho organizzato veramente centinaia di concerti di improvvisazione, e ci sono state delle volte nelle quali, per tutta una serie di motivi che posso anche chiaramente delineare, anche musicisti straordinari non erano in grado di condividere la loro pratica, la loro improvvisazione, mentre in altri casi
e negli anni ho pian piano imparato a capire quali sono i meccanismi che aiutano questa cosa, anche linguaggi molto difficili e molto complessi che, se fruiti in una determinata maniera, creerebbero probabilmente una barriera tra il performer e l'ascoltatore, venivano fruiti anche da bambini, ad esempio, o da persone che non avevano alcuna familiarità con quei linguaggi, con grandissima spontaneità, perché il fatto di diventare parte di questo processo, non parte attiva perché stai suonando, ma una parte relazionale di questo processo, è un elemento di grandissima forza, perché è l'elemento che consente di dire io sono parte di questa cosa qua, in qualche maniera. In questo senso mi riferivo alla democraticità della cosa. Allora sì, scusa, allora forse non avevo capito bene quello che dicevi, succede anche questo, però in questo senso è fondamentale che ci sia un rapporto di interazione tra i musicisti fra di loro e fra i musicisti e il pubblico, quindi che si generi, che i musicisti rispondano. Infatti ma questo non accade soltanto all'improvvisatorio, comunque, e neanche soltanto ai musicisti, cioè i musicisti o gli artisti percepiscono come si sente il pubblico, com'è l'atmosfera di una serata, eccetera, e quindi lo percepiscono e rispondono anche affettivamente a quanto sta accadendo. Ma non soltanto i musicisti, anch'io riesco in qualche modo a percepire anche inconsapevolmente l'atmosfera che c'è in questa sala adesso, anche se non che vogliono ascoltare Mirio e non noi. E quindi adesso forse possiamo lasciare la parola a Mirio. Sì. Vengo anch'io, la musica, sì, va bene. Sì, ci stiamo avviando verso l'ultima parte, quindi vorrei così sentire da voi l'ultima pezzo. Sì, io appunto vi lascerei con questa ultima improvvisazione. Abbiamo appunto messo tanta carne al fuoco, e anche l'improvvisazione spesso mette tanta carne al fuoco. Ci sono appunto stili di improvvisazione, generi, e quindi spesso molto complicati, che hanno anche delle regole molto complicate, che ci inducono a pensare in modo lineare, come spesso dico, cioè come un sistema appunto di regole, di implicazioni che dobbiamo seguire per arrivare alla nostra conclusione, alla conclusione del brano. Ecco, questo invece è un'idea, uno spunto di improvvisazione che ha pochissime cose in sé, qualche accordo, qualche bagliore luminoso che emette questo pianoforte, e il suono di questa tromba che vorrebbe in qualche modo cucire questi momenti, questi bagliori. Ecco, pochissime cose, qualcosa di statico, qualcosa che sembra non andare da nessuna parte, è ciò che vogliamo comunicare.
Allora, se siete d'accordo, io lascerei anche al pubblico l'opportunità di fare qualche intervento, qualche domanda. Prego, non siate timidi e se volete potete improvvisare. Prego! Una piccolissima curiosità musicale, che penso che avete suonato a due, parlando di Hildegard von Bingen. Che cos'è il vostro commento, la vostra emozione dopo aver letto le poesie e i drammi di Hildegard? O non c'entra nulla? Il tema precedente? No, era solo uno spunto a partire da quell'idea musicale lì. Ah, sì. Più semplice. Sì. Pensavo che fosse, diciamo, il commento vostro, che uno un letterato non dice parole e voi dite proprio musica. No, era semplicemente uno spunto sonoro. Ah, sì. Uno spunto proprio, nel senso vero, forse anche parkinsoniano del termine, cioè qualcosa dal quale può nascere, può germinare qualche cosa. Sì. Una costruzione musicale. Altre curiosità o domande o improvvisazioni? Allora, se Alessandro e Emilio sono d'accordo e se anche Letizia è d'accordo, io vi ringrazierei di essere stati qui. Ringrazierei soprattutto intanto per primo Emilio Cosottini, bravissimo. Alessandro Bertinetto dell'Università di Torino è musicista a sorpresa questa sera per voi. Io sono Enrico Bettinello, grazie mille. Nel flyer troverete anche i prossimi appuntamenti di questa bellissima serie di incontri su musica e filosofia. Letizia. Visto che non puoi ringraziarti da solo, ti ringrazio io e ringrazio con l'occasione moltissimo, è stata una bellissima sorpresa, una formula nuova perché di solito separiamo sempre musica e filosofia e in questo caso veramente ci avete reso concretamente che cosa si intende per free improvisation. Naturalmente grazie a voi, vi aspettiamo la prossima settimana con Monsignor Barbaro, Luis Antoni, e parleremo di musica e redenzione con un bravissimo fisarmonicista che viene da Trieste, un fisarmonicista croato, e sentirete cosa si può fare con la fisarmonica contemporanea. Grazie.